Bene, oggi siamo qui a San Vero Milis per rivisitare il grande complesso di Suraki, unico nel suo genere, poi andremo a vedere il perché. Nel frattempo Marina e Riccardo sono già avanti insieme a Thor. Il nuraghe Suraki è costruito con blocchi basaltici in questa piana alluvionale praticamente. Il problema è che qui basalto non ce n'è, sicuramente è stato prelevato a 2 km di distanza nel paese o il territorio di Narbolia. Ora noi lo vediamo così, ma da quello che si deduce qui c'era un grosso villaggio, ora sicuramente frequentato in ere diverse. Quello che noi vediamo ora esternamente in realtà era questo. Un'impresa ciclopica praticamente. Qui dall'alto intravediamo già le sue 7 torri nella sua circonferenza, ovvero sia l'antimurale del complesso, più altre 3, di cui 2 si intravedono, mentre l'ultima, ovvero sia la 10ª, sta nel sottofondo stradale, in cui vedremo le ultime novità. L'area per cui è stato realizzato questo grosso complesso è vastissimo e capiamo da ciò che il progetto doveva essere stato realizzato per qualcosa di veramente imponente, che forse o purtroppo non è andato in porto. Allora, gli scavi effettuati sino ad ora si trovano nella zona nord dell'antemurale, qui a est e a sud. In quest'altro scavo a nord dell'antemurale intravedo parecchie ceramiche e anche un livello stratigrafico abbastanza evidente. Saranno 2 metri e mezzo circa di profondità. Si intravede parecchia ceramica, non di epoca dei nuraghi però, misto a frammenti ossei, ma vedremo le novità. Allora, a quanto pare stanno smantellando anche l'asfalto qui, perché sembra che nel sottosuolo ci siano altre torri, forse 2, 3, non mi ricordo quant'altro, tant'è vero che hanno fatto uno scavo d'assaggio anche qui. Vediamo un po' cosa si prospetta in futuro, se ci sono delle nuove scoperte. Thor, ci saranno? Come vedete, questi grandi blocchi di basalto appoggiati qua giù erano posizionati sulla sommità del complesso, tanto da raggiungere delle grosse dimensioni, grosse altezze. Io penso almeno una decina di metri, con tanto di terrazzo, realizzati con immensoloni, come questo ad esempio. Bello, si intravede la forma e si capisce benissimo. Di questi ora non si sa dove siano gli altri, però magari utilizzati per realizzare altri medao e quant'altro. Comunque le uniche prove di ceramiche nuragiche, frammenti tra cui anse, scodelle e quant'altro, sono state ritrovate sulla sommità e sul villaggio qui vicino di Suvadrighettu, che dista circa 200 metri da Suraki. È da non scordare anche il ritrovamento di un bellissimo torciere in bronzo. زال با کیل و
درون کاویانی درشت جهان زو شده سرخ و زرد و